Oggi abbiamo avuto una grande opportunità, siamo qui per la conferenza stampa della presentazione di Enos, questo nuovo magazine dedicato al vino, ma non solo, che sbarca qui in Veneto, e lo ha fatto in un posto, in una location eccezionale, un locale veramente unico. Siamo qui con Daniele, il direttore, e veramente siamo rimasti stupiti perché parliamo di pesce, però un pesce diverso da come normalmente siamo abituati a vederlo. Allora, noi la definiamo iteca, è un ambiente dove va a raccogliere la passione e l'amore per il pesce. Fiorital è un'azienda che opera da 40 anni nel settore ittico, ha l'esperienza, in quanto noi andiamo a selezionare il prodotto dai 70 paesi di tutto il mondo e lo distribuiamo sia in Italia che all'estero. Siamo i leader nel settore. Mi piace proprio perché avete una filiera, mi diceva che voi avete praticamente una serie di fornitori che in qualche modo avete selezionato nel tempo, quindi è come se aveste una vostra flotta. Sì, abbiamo come se avessimo delle flotte in giro per tutto il mondo e dove giornalmente andiamo a reperire il prodotto e a distribuirlo. Possiamo spaziare dall'Argentina, dall'Africa, dall'Australia, Francia, tutti i paesi possibili dove c'è dell'ottimo pesce. E questa esperienza adesso l'avete messa a disposizione del consumatore, nel senso che qui a Padova abbiamo questo locale, questo ristorante che fa questo pesce crudo, come diceva, qui alle nostre spalle proprio viene in qualche modo lavorato. Vediamo qui che siamo a 101 gradi. Esattamente, proprio per l'esperienza che noi abbiamo nel fresco. Abbiamo ideato da 5 anni a questa parte e soprattutto per avere quell'idea della sicurezza che manca adesso nel fresco, siamo andati a ideare e creare questo protocollo che noi siamo andati a chiamare Deep Frozen. Il protocollo Deep Frozen consiste in 3 fasi. La prima fase è quella nella selezione della qualità del prodotto fresco. Noi andiamo a selezionare quel prodotto che deve avere il massimo protocollo di qualità extra. Fatto questo andiamo a lavorarlo e andiamo a ibernarlo come abbiamo chiamato la macchina del tempo, che è una macchina che lavora con l'azoto liquido. Raggiunge temperatura, come vedete voi, di meno 100-120 gradi nell'arco di poco tempo. Questo fa in modo che all'interno dei tessuti del pesce non vada a formarsi quei cristalli di acqua e quindi va a mantenere intatto tutte le loro qualità organolettiche. Adesso andiamo a vedere anche quelle che sono le aree, perché qui appunto possiamo mangiare il pesce crudo in varie possibilità, andiamo a scoprire quali sono queste possibilità. Adesso siamo passati qui nell'area ristorante dove ci sono 2 punti di cucina, diciamo. Alle nostre spalle abbiamo... Allora, qui abbiamo la parte dove vengono effettuati i primi e i secondi. Come vedete tutta la sala è una cucina a vista, perché la nostra filosofia è sempre quella di essere chiari e limpidi a tutti. Bellissima la cucina a vista, poi ci dà l'emozione di vedere appunto i vari passaggi. I vari passaggi e tutte le operatività che vengono svolte. Addirittura noi possiamo anche fare le cotture dal dip, quindi passare dallo stato completamente ibernato alla cottura, e qui possiamo fare anche parecchie volte dei show cooking dove dimostriamo quello che veramente raccontiamo è vero, senza nascondere niente al cliente. E di fronte a noi invece abbiamo l'area del fritto. L'area dei fritti e degli snack, dove anche a pranzo potete mangiare dei piatti veloci e vengono effettuati in quest'area qua. Quindi a questo punto non ci resta altro che mangiare, venire qui e assaggiare questa cucina di pesce crudo e non solo, e veramente in qualche modo approcciarci a una realtà differente da come siamo abituati normalmente. Grazie molto. Grazie a lei. No desolation.